tornati per impegni con il CONI, ha dovuto lasciarci, quindi è dovuto scappare, però adesso rientriamo a riparlare un attimino di rugby, abbiamo parlato subito all'inizio e parliamo di rugby, parliamo di Derby Day. Con Gianluca Galzerano, ufficio stampa CRV FIR. Gianluca, so che sei stato un po' il filo conduttore, il coordinatore delle 4 squadre che domani... Trade Union. Il Trade Union, esatto, che sabato scenderanno al plebiscito per questo secondo Derby Day. Primo Derby Day, 3.800 spettatori, mi pare che le aspettative per sabato prossimo siano diverse. Spiegaci un po' anche come è stata costruita questa giornata. Ma guarda, la prima edizione è stata fatta nel 2009, all'epoca era stata un'iniziativa pensata per dare una mano agli amici e ai fratelli dell'Aquila Rugby che erano stati colpiti proprio da qualche giorno dalla tragedia del terremoto. In quell'occasione le 4 venete di eccellenza avevano deciso di costruire un evento che potesse dare un grande segnale di quanto il mondo del rugby fosse davvero, al di là delle parole e della retorica di cui spesso si abusa parlando di rugby, qui davvero una grande la famiglia. locandina anche sì, eccola qui. Di sabato. Quest'anno si è deciso di ripetere l'esperienza perché c'erano i tempi maturi per poter provare a riproporre un progetto che per quanto riguarda il Comitato regionale Veneto ha una particolare importanza proprio per tutto quello che si era detto qualche minuto fa anche con Marzio, col Presidente, rispetto al progetto di una grande franchigia veneta. Quindi questa è di fatto una prova, un piccolo test diciamo, anche no, per vedere quanto davvero le 4 società siano in grado di collaborare ad un certo livello. Il Comitato regionale Veneto ha semplicemente dato una mano dal punto di vista organizzativo venendo dall'esperienza del 2009. Ma devo dire che questo è un evento delle 4 società. È un derby dentro al derby, sì. Oltretutto anche con un mini derby all'interno. Sì, no, si è pensato di legare molte attività collaterali, no? E quindi al di là delle 2 partite, in particolare quella che sarà un po' il cuore della giornata è il grande derby tra Padova e Rovigo, che già di per sé vale molto, in più nell'occasione specifica la penultima giornata della regular season e tutte e 2 le squadre si giocano davvero tantissimo in quella partita. Abbiamo deciso di sfruttare la vetrina legando molti eventi collaterali, in particolare abbiamo deciso di riproporre un mini derby day, quindi diciamo le stesse squadre a livello di categoria under 10 giocheranno il loro derby nell'intervallo tra le 2 partite, quindi dando visibilità ai bambini. In più abbiamo deciso di convocare, tra virgolette, dei grandi testimonial. Ogni società ha scelto un proprio testimonial particolarmente significativo per il proprio passato all'interno di quelle società e quindi faranno, diciamo, il kick-off sarà diciamo, di fatto dato. Li vogliamo magari ricordare? Sì, sono nomi molto importanti. Per Rovigo, Nas Bota, insomma, che ha fatto veramente la storia di questo sport non solo in Italia. Salutiamo comunque anche i nostri colleghi insomma, di Rovigo perché oggi non ci sono perché proprio c'è la conferenza sì, erano in campo ad allenarsi quindi non sono potuti venire. E per quanto riguarda Padova, Guy Pardier, che è stato veramente un giocatore straordinario degli anni 70 e che comunque è rimasto molto legato al Veneto, visto che comunque vive qui, insegna rugby qui insomma, ormai da tutta la vita. Certo. Per quanto riguarda Mogliano, Stefano Bettarello, che è davvero stato uno di quelli che hanno scritto la storia del rugby in Italia. Certo. E per quanto riguarda invece San Donà, Ciro Sgorlon, anche questo giocatore con un trascorso sia di nazionale che di club molto molto importante. Sì, Gianluca, vorrei ricordare, hai detto il precedente derby, il primo derby veneto, abbiamo ricordato la tragedia dell'Aquila, questo secondo derby day, Team for Children per la ricerca sull'anemia falciforme, poi promuoviamo lo Special Olympics Venezia 2014, un evento che coinvolgerà atleti da tutto il mondo dal 25 al 30 maggio. E il progetto Associazione La Colonna con Francesco Minto che sarà testimone assieme a altri suoi amici e non ultimo il progetto contro la violenza sulle donne. Di Oltre lo Sport, la violenza sulle donne è un argomento molto... e beneficenza. Sono tutte iniziative che hanno molto a che fare con il Veneto e questa era una grande festa del rugby veneto, ma... una grande festa dello sport. Sì, in realtà abbiamo pensato proprio di allargare un po' l'orizzonte anche ad altre iniziative. In particolare Special Olympics è partita proprio oggi il cammino della fiaccola olimpica da Venezia, e percorrerà tutto il Veneto in 18 tappe, toccando tutte le province, 21 comuni sono coinvolti, per poi tornare a Venezia il 26 maggio quando ci sarà la grande cerimonia di apertura in piazza San Marco. Special Olympics è un programma internazionale che tramite lo sport diciamo, stimola
la crescita personale in persone con disabilità intellettiva. Quindi è veramente un grande progetto e il Veneto anche in questo ha risposto molto molto alla grande. Il rugby fin dall'inizio, soprattutto il Petrarca devo dire, non perché sia qui Corrado ma perché è davvero così, rispetto a Special Olympics ha sempre dimostrato di avere una sensibilità molto particolare, quindi la cosa ci fa grandemente piacere. Sì, ecco, ricordo anche poi prima dell'evento del plebiscito il convegno su nutrizione e doping è un argomento che interessa assolutamente sia pugilato che rugby, ma in generale tutto lo sport. Sarà appunto sala riunione della Cassa di Risparmio il 3 maggio alle ore 12. Prima un convegno, quindi c'è sempre questa abitudine ultimamente di mettere un convegno e poi una manifestazione sportiva, perché lo stiamo riproponendo, i Giochi del Veneto sono state la stessa cosa, quindi spesso e volentieri si ripropone formazione anche per gli stessi tecnici. Giusto per dare due notizie importanti, allora, per quanto riguarda il Veneto Derby Day il biglietto è unico, quindi con un solo biglietto si accede a entrambe le partite, è previsto un grande village per l'hospitality al di fuori dello stadio, quindi ci sarà la possibilità di vivere la giornata. Invitiamo anche tutti i nostri amici presenti assolutamente a venire, sono 4 squadre tutte venete, quindi a parte il Padova per cui noi ci teniamo un pochino di più. Certo, quindi insomma sarà veramente una grande giornata. Corrado Covi, tu di derby ne parliamo. Entriamo proprio nel vivo dell'argomento Petrarca-Rovigo, un derby che dura da 152 edizioni, sarà la 152esima edizione. Credo che in nessuno sport ci siano due società che per così tante volte si siano incontrate. E credo anche, correggimi se sbaglio, che non potrebbe esistere un massimo campionato di rugby italiano se non ci fosse il derby d'Italia, che è il derby Petrarca-Rovigo. Tu ne hai vissuti tanti. Tu hai fatto parte della mischia, che come dirigente. Della mischia terrore d'Italia negli anni 80 e 90, facevate veramente paura. Qui invece chi è? Sicuramente è la partita. È la partita che segna un pochettino e ha segnato la storia del rugby in Italia, quindi sarebbe impensabile immaginarci un campionato senza Petrarca Rovigo, quindi è la partita più giocata, ma è anche chiaramente la partita giocata da due società che, seppur in modo magari un poco differente, continuano a segnare chiaramente la storia, la filosofia su questo sport, quindi speriamo che ce ne siano tantissimi altri, e sicuramente quello di sabato, al di là dell'evento che si è costruito chiaramente intorno, è una partita estremamente importante per ambedue le squadre, perché il risultato è fondamentale al Petrarca per proseguire la corsa per i playoff, che è un po' l'obiettivo chiaramente stagionale, a Rovigo per non perdere chiaramente quello che può essere la possibilità di arrivare primo in classifica e quindi di giocare un'eventuale finale secca a casa loro. Quindi è una partita importante e quindi di conseguenza in più c'è anche ovviamente il pathos di quello che è il risultato. Poi comunque resta una partita che storicamente è la partita e nessuno deve perderla, perché chiaramente bisogna dimostrare di essere i migliori, quindi al di là chiaramente di tutto quello che può essere l'aspetto di rivalità, però alla fine conta solo vincerlo. Allora, sentiamo come la sentono, la vivono i ragazzi velocemente. Certo. Federico Conforti, Federico Conforti praticamente è nato e vissuto al Petrarca Rugby. Anche perché non abbiamo poco tempo, per quello sono passati anche i ragazzi. Benissimo, giusto. Terza linea del Petrarca. Come lo vivi? Tu derby, qualcuno... È il primo, ne hai già fatti altri? No, ne ho già fatti altri. Io poi magari, specialmente io sono nato a Padova, sei cresciuto a Padova col Petrarca, a parte i primi 3 anni in una società più piccola, quindi diciamo qualcosa che va un po' oltre, no? La classifica, il campionato e tutto, una partita a sé. Lo senti. Esatto, quindi specialmente noi che siamo appunto di qua, è una cosa come loro di Rovigo, i ragazzi che sono di là, sono cose che proprio sono
che va È proprio dentro oltre. il sangue, diciamo, nel DNA. Sì, Sì. Tra l'altro tu ce l'hai dentro. hai ce l'hai anche dentro. parecchi amici dall'altra parte, Ovviamente, no? sì. Ci sono Quest'estate anche ex compagni di squadra, Sì, credo. Sì, no? nazionali giovanili, sì. Hai fatto l'estate Sì, esatto. con Sì. Quaglio, giusto? In Purtroppo Sudafrica? Purtroppo sì. Sì. E tu Bruno invece come lo vivi, visto che tu non sei appunto padovano, sei argentino di origine? No, io sono argentino, non sono padovano, però si vive della stessa forma perché tanto lo vive la squadra, lo vive la società e loro ti trasmettono subito. Vi hanno trasferito il DNA, sì, sì, ve sì, l'hanno cioè, portato dentro, quindi anche massima attenzione, però speriamo in bocca al lupo per sabato, Grazie. no? Per domenica infatti. crepi. Bene, io direi di fare un giro veloce di saluti e poi ricordiamo appunto l'evento del Derby Day perché aspettiamo tutti i padovani allo stadio del plebiscito sabato 3 maggio, quindi salutiamo il nostro presidente Luciano Favero, poi salutiamo Gianluca Filippi, Paolo Bonifacio, Nicola Bortolomei, Gino Freo, la Malipiero Monica. Gianluca Gazzerano, Corrado Covi. E grazie per essere qui, dimmi. Volevo ricordare appunto l'appuntamento della Talent League of Boxing di Bravissimo. Caparelle. Non è domenica questa, ma è domenica successiva. 11, che tra l'altro è organizzato dalla Padova Ring. Sì, in una cornice meravigliosa che è Piazza dei Signori, pertanto dalle ore 17 in poi fino alle 21/22 potete assistere a questo grandissimo evento di Quindi Caparelle. gratuitamente. Sabato 3 stadio del plebiscito dalle ore 15, sabato 11 domenica 11 Piazza dei Signori per la box a Padova. Quindi più sport di così, salutiamo anche Dario Bolognesi che mi sono dimenticata, se no mi tira le orecchie la prossima volta. E allora un saluto anche a noi, un saluto al nostro pubblico, grazie a tutti per essere stati qui. Grazie a tutti, grazie Alessandro.